Lotta per la promozione e chi invece per non farsi risucchiare nel limbo della zona playout. Obiettivi diversi per Reggio Ravagnese e Cittanova che si ritrovano di fronte nella 16ª giornata del campionato d'eccellenza, la prima del girone di ritorno. Sul sintetico dello stadio Lopresti i padroni di casa vogliono tornare a vincere per ricucire il gap di 4 lunghezze sulla vetta occupata dalla Vigor Lamezia. Di contro gli ospiti hanno solo un punto di vantaggio di spareggi salvezza e nell'ultimo turno hanno raccolto un pareggio sul campo della Paolana. Dirige l'incontro il signor Carmine Pompilio di Rossano, coadiuvato dagli assistenti Alessio Codispoti di Catanzaro e Daniele Milone di Taurianova. Grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Mirko Giacopello passiamo a raccontarvi quanto accaduto all'Opresti di Gallico all'11° prima occasione di marca ospite con la punizione di Vitetta deviata sul secondo palo dove Foti con l'ausilio della traversa evita la rete. Al 16° però a passare in vantaggio è la Reggio Ravagnese. Crucitti in azione personale sotto il diluvio serve a sinistra De Marco che apre il destro e manda in rete per la prima gioia in maglia Amaranto. L'ex Igia Virtus fa 1-0 all'Opresti di Gallico al 19°. Piove copiosamente, Zuccala ancora per De Marco, gran cross per Baldè, gol e assist per De Marco, ritorna alla rete invece Aliou Baldè, 2-0 per la compagine di Mister Misiti. Intanto gara sospesa al 24° per impraticabilità di campo, si rimboccano le maniche ai dirigenti della Reggio Ravagnese e si torna in campo al 40°. De Marco mette dentro per Ielo che calcia la sfera, arriva Baldè che colpisce di testa trovando la deviazione in corner della difesa giallorossa. Termina così la prima frazione di gioco sul parziale 2-0 in favore della Reggio Ravagnese. Passiamo con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. Un minuto dal rientro in campo delle formazioni, sponda di Baldè per Crucitti, palla in profondità per il terzo uomo che è Ielo, prova il tocco sotto trovando però il salvataggio di nuovo che evita la rete. Al 47° Zuccala dalla destra mette dentro per Baldè, appoggia per Crucitti, mancino a giro sotto l'incrocio dei pali per il 3-0 della Reggio Ravagnese che fa gioco partita incontro. Al 51° De Marco scatenato raccoglie una spazzata corta, ci prova con la conclusione, questa volta la sfera termina sulla trasversale ai pali. 52° cross dalla destra per Gentile che va alla conclusione, termina in rete. C'è ancora una partita all'Opresti di Gallico per smorzare il ritmo Mister Misiti dentro De Leon per Ierlo. All'ora di gioco sventagliata a sinistra per Napolitano che con uno stop a seguire entra in area di rigore falciato da Zuccala, l'arbitro fa cenno di proseguire. Al 63° torna ad offendere la Reggio Ravagnese sempre sull'asse Crucitti, De Marco che da buona posizione fallisce la possibile doppietta personale ancora con il destro. Ancora cambi intanto con Puntoriere che rileva Crucitti al 77°, tocca a Sapone, prende il posto di De Marco. Reggio Ravagnese che prova a sfruttare le energie fresche. De Leon per Balderi mette dentro per lo stesso numero 18 che non arriva per poco alla deviazione vincente, complice anche una pozzanghera di fronte alla linea di porto. Qui ancora Aliou Baldè imbucata intelligente per Giulio Puntoriere che con il mancino fa 4-1. C'è anche la ciliegina sulla torta per la compagine di Mister Misiti. Cittanova che prova a chiudere in avanti nel finale, Coris in azione personale va alla conclusione, respinta sulla linea da Urruti che evita la rete. Nel finale scampo di gara per Meliadò e Battaglia che rilevano Marcianò e Baldè. Non c'è più tempo all'Opresti di Gallico, la Reggio Ravagnese torna alla vittoria, lo fa in maniera perentoria per 4-1 sul Cittanova. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.